Ecle. Ma guarda, questa la sapeva a gusto. Usarie dico in tedesco, chissà come che lo diciamo in Corseia. Quasi quasi proprio. Ecco, io ho visto anche i tedeschi capiscono la nostra lingua. Gut, sehr gut, bravo. Ah, danke. Adesso schlafen, tutti a dormire. Sì, guten Abend. Quando tedesco dormire dire sempre gute Nacht. Nein, gute Nacht. Guten Abend. Forse era finita mangiare. Ecle. Ecle. Che no? Basta! Anche questa. La dita basta. Sapete che le femmine in Germania mangiano, no? E gli uomini fumano in camera da letto. Proprio voi ve arrivate. Chissà che invece vi sia sempre che le Venere e le Marti non si arriva e non si batte. Allora di sicuro vi faranno, ho detto, in Germania vorrà dire il contrario. Dino, sei tu qua? Manco male. E che dovrei essere? Al bar forse? Vicini mio, che spavento. Cosa le è successo? Ho fatto un brutto sogno, ti ho visto in tena giungla, circondato da tanti serpenti che ti volevano morsegare. Dopo vi sentì che era tua sorella che la ciandeva alla sera e con bastone li scorseva via. Che brutto spettacolo! Tu qua? Te par poco? Mino, sorella, non sono mai stato come ti ti aiuta. Non ha importanza, ma mica ho visti che par pochi serpenti e te divorea. Ah, che sogni che ti fa? Di sicuro, secondo me, ieri sera te varrà magna massa. Solo che latte e biscotti. Allora te varrà altri pensieri, dai. Sarà, ma i serpenti non porta bene. No, certo, i serpenti gli velenosi. Non per questo, ma dice che se si sogna di bisse vuol dire attirarsi disgrazie, sperando che non capiti niente di male a te e a tua famiglia. Ma in fondo questo è solo che un sogno. E poi, cosa non ne capita, penso di così, di stare fuori di casa, farvi dormire su sto stramas di gomma qua, con tutte queste serenate, sogni penso di così. È meglio che tutto il male mi vieni a me che sono vecchia. Dai, bisogna, in fondo il diavolo non è così nero come di sua pittura, Ecco, a proposito, a causa del tuo sogno. Una cosa nera che dorme così, lei è africana e di subito ti ha cominciato a pensare agli Jungla, ai serpenti, a quelle robe lì. Ma sarà come che ti dici tu? Ecco, sì, altro che latte e biscotti. Dai, adesso torna a dormire, sta tranquilla, che mi sono qua in buona compagnia. Con tanta bella musica anche. Oddio, e che sono a sta ora? Oddio i serpenti. Sì, certo, quegli assonagli. Ma sarà non Aida, dai, che viene su dal garage per andare in cesso, dai. Poteva accomodarsi in calore. Forse mi è in inverno No, te prego, dico, resta qua. E punto che butta giù.
e svegli i turisti. Buonasera. Buonasera. Dove è tuo nonno? E dormi in garas, io forse bisogno di lui. Sì, volevamo parlarvi. Le serve forse qualche camera? No. Perché qua è libero deve stare solo che qui merda e gai. Tanto meglio. Adesso va a chiamare il Dino, sa che vai lì. Chi sono questi che russano? Ah, gli turisti tedeschi. Che campane. Dorme de sans perché gli aveva tutto il giorno. Ma e quando sono arrivati? E stanotte, siccome non si aveva altri posti liberi, ti vieni mai qua. E tu? Perché dormi con loro e anche... Devi dover metterti del luminare dei gaiti. Che novità è? Siamo della finanza e abbiamo l'obbligo di controllare la registrazione dei turisti che avete in casa. Turisti? Che turisti? No, Andri, dove turisti? E queste trombe? Ah, questi parenti. Qua fuori è parcheggiata una macchina tedesca. Hai anche una francese. Come loro per dormire. E da quando avete voi parenti in Germania? È un muccio di anni. Il vecchio lì è frate Astro. Ma lei è una questione di oggi. Da quanto che lei sta novità? Da più di 30 anni, durante l'ultima guerra, mi pare, egli era prigioniero in Germania. E là, tra una roba e un'altra, avete capito? Adesso, dopo tanti anni, sto a pensare di venirne a trovare insieme a sua femmina, che sarebbe, come si dice, la mia cognata, e il fiocco e amorosa. Cosa che mi tocca sentire? Mamma, io un tocco che voi dite la verità, ma non sei ancora io. E mi che credeva me Arturo un santo. Anche mai che lei, qua gliela dovne, e dopo tutto, sai incontrare in Germania, tu che femmina che sarebbe, come si dice, la mia mamastra. Prima di sposarsi con Poi a me aspettarlo per tornare. mamma, se era la guerra, non poteva venire a casa quando che voleva. Signor Augusto, qua risulta che d'estate voi affittare i turisti due stanze. Sì, giusto, non divento campo. Ma allora perché non le avete date a questi parenti? Perché ne avessi Altri parenti? proprio così. Ieri da Parigi, ma lui domani mattina irà all'Adriatico. Li avete registrati? E quando? Si arriva stasera, tardi. Ma no, stamattina. E naturalmente anche quelli sono parenti stretti del puro sangue. Perché lei è l'incrocio dell'orazio. Ma in quanti sono? Ora a pensare. Deve fare un inventario. Ecco, ieri Mario, la moglie e il fiore. E come sono parenti? Tramite la moglie?